Ed alla fine la neve è giunta anche da noi, in pianura. Immagini suggestive a parte, cresce la preoccupazione delle categorie economiche. La Coldiretti fa un primo bilancio dopo l'arrivo di Burian. È arrivato e per fortuna è arrivato in forma più leggera di quello che si annunciava per quel che riguarda il Vicentino. Una perturbazione attesa però dalla categoria dopo la lunga siccità. C'è forte necessità di neve in montagna e di acqua qui da noi per riempire le falde per poi avere un'estate molto più tranquilla. La preoccupazione è rivolta verso l'abbassamento repentino e il perdurare delle basse temperature. Dopo Burian, a spaventare gli agricoltori, l'arrivo di Big Snow, una nuova ondata di gelo. Se protrae però ancora a lungo ci potrebbero essere dei problemi sulla zona della Pedemontana dove abbiamo i ciliegi e gli asparagi. Nottate di ghiaccio possono dare problemi del broccolo di Bassano. La situazione, che resta attentamente monitorata, fa parte però del naturale alternarsi delle stagioni, che ha anche effetti positivi in agricoltura. Ci auguriamo che rimangano queste temperature per un po' di giorni in modo da poter eliminare i parassiti dei terreni in modo naturale anziché utilizzare la chimica. Mi auguro inoltre che non arrivi magari, come si dice, un'altra ondata di freddo o di ghiaccio, perché altrimenti andrebbe a mettere in difficoltà l'agricoltura per le attività orticole, soprattutto primaverili, in particolar modo per l'asparago che ha necessità di caldo.